Buongiorno, guardate che bellezza dove mi trovo oggi. Nel canyon del video precedente, che non mi ero neanche soffermato a far vedere questa bellezza. E oggi andrò nei Fiorentini, che è praticamente al confine tra Veneto e Trentino, zona le Aste Basse e Folgaria, e volevo soffermarmi un po' su questo nuovo acquisto, questa bella frame bag di Arch personalizzata con le misure della mia bici, considerando che l'Exploro ha un telaio comunque molto strettino e quindi non è facile trovare la borsa adatta. E allora ho personalizzato questa borsa fatta da Andrea di Arch con le misure che gli ho fornito io, e devo dire che è veramente una bomba, ragazzi, una bomba. Al di là dell'aspetto estetico, che il colore vabbè me lo sono scelto io eccetera, però ci sta veramente di tutto, ragazzi, di tutto. Cioè, ho fatto il test, gambali, manicotti, giacca in Gore-Tex pesante, guanti in Gore-Tex, tutta la parte tra virgolette tecnologica, quindi power bank, fili vari, Insta360, scaldacollo anche, kit riparazione, è veramente, ci sta di tutto. È bellissimo perché comunque al lato destro c'è un divisorio comunque dal destro al sinistro, e di qua ci sta, diciamo, la parte, io insomma ho voluto metterci la roba un po' più delicata, mentre di là tutto quello che riguarda la vestizione tra virgolette, insomma. E ovviamente antipioggia, quindi non passa l'acqua. Oggi ho anche messo il salvasederino qua di Assos, perché comunque prevedono pioggia, quindi tanto per cambiare. E niente, adesso la testerò, vediamo come andrà. Comunque per ora feedback positivo, e traccia con mod disponibile, le ho un po' tagliata perché comunque giri li ho già ripresi comunque. Poi parlerò anche del giro più avanti, e niente, volevo fare questa doverosa informazione sull'assetto, diciamo, di estate 2023 e non solo, tutto l'anno comunque, perché è veramente utile. Sono passato da Magazzale di Sopra e adesso da qua mi collegherò con Torneto del Cimone, precisamente con Trassella, per poi andare verso i Fiorentini. Questo qua è un pezzo veramente bello dove si passa praticamente sulle fonti di Barbarena, che sono delle fonti d'acqua, lo raccolgono d'acqua per Arsiero e quant'altro, penso anche Tonetta, perché il territorio è limitrofo. Mamma mia, ragazzi, conosco la zona, quindi, però non conosco questi dossi fatti appositamente per il discorso dell'acqua. Sì, veramente hanno fatto qualche nuova opera, perché sono passato l'anno scorso di qua. Guardate che razza di boschetto. Sì, ovviamente fanghidia totale, perché comunque piove sempre. Guardate che sottobosco, ragazzi, bellissimo, pezzettino stupendo questo, Volevo dargli un po' di risalto perché comunque merita. Fanghiglia, e qua viene utile il parafanghino di Assos. Sì, il tempo sta cambiando come previsto e vediamo un po' se riuscirò ad arrivare in quelli fiorentini incolume senza prendere l'acqua. Eccola qui, sentite l'acqua. Oppa! Guardate che bellezza, ragazzi, che bellezza questi posti quasi inesplorati. Eccola, la prima fonte di Barbarena, stupenda, ragazzi, guardate che roba,
Guardate che posti che abbiamo, incredibile, incredibile, guardate che roba. Sì, occhio qua alla discesa che c'è il cementino canaglia, quindi non dategli troppa fiducia perché si scivola. Guardate che roba ragazzi, stupendo. Oppa, ale, via che si va. Anche questo pezzettino qua successivo è molto bello, si arriva all'altra fonte. Poi comincerà la salitura, ghiaioso, poi scattato. Guardate che roba ragazzi, che pezzetto. Eccola qua, sentite l'acqua rigorosa che sgorga dal Monte Toraro. Eccola l'alta, ale. Oh, salitina furbacchiona. Guardate che razza di veduta ragazzi, paurosa. Uppa. Guardate che roba. Allora, becco di filadonna coperto, poi carbonare, poi di là si va su, Lavarone, Luserna di là e là in fondo Campolongo, quindi territorio veneto. E là in fondo non si vede il portule, però è coperto. Non so se lo vedete, però là in fondo si vede il lago di Caldonazzo, o forse quello di Levico in realtà, che è a fianco e a destra, diciamo. Non si vedrà sicuramente, però da qua si vede comunque. Mentre Bulgaria è di là, qua abbiamo San Sebastiano e questo qua è il forte, che era veramente grande. L'hanno chiamato appunto, eccolo qua, Forte Kerle di San Sebastiano, 1445 come altezza siamo. E là comunque si ha la Valdastico, la parte finale chiaramente. Era un punto strategico, cioè controllava tutto da qua. Sto scendendo verso il lago Coe, trovo il territorio trentino in Bulgaria. Questo qua è il laghetto di Passo Coe, laghetto artificiale. Per ora non piove, adesso mi dirigerò verso Passo Valbona, poi andrò giù, Rifugio Rumor, strada forestale, non ho mai fatto, almeno recensito su Comot, e poi in giù verso Alziero eccetera. Vedete che il tempo non è dei migliori, ma per ora, ragazzi, non lo so, sarà il parafanghino che porta fortuna, ma non ho ancora preso pioggia, cioè, aspettiamo. Ale, via che si va. Sono appena fermato a Rifugio Rumor, veramente bello, 1750 altitudine, caratteristico. Ho fatto il Passo Valbona, adesso vado in giù e verso, più genericamente parlando, verso Alziero. In realtà prima ci sarà
po' di magliette, magazzolle di sopra, magazzolle di sotto. Tempo clemente, c'è il sole addirittura, quindi parafango, porta fortuna. Questa strada qua l'hanno un po' sistemata di recente, quindi è fattibile in gravel. Molto bella, sempre fatta in su, mai fatta in giù. Stiamo arrivando verso Magazzolle di sopra e poi di sotto. State attenti che comunque adesso ci sono già le mucche in alpeggio, quindi sarà il filo sicuramente in mezzo alla strada. Vediamo un po', un attimo. Sì. Ah, guarda, forse cortesemente me lo apre. Possono aprire? Grazie mille. Eccoci qua, adesso siamo in quelli Magazzolle di sopra. Volevo farvi vedere la mezza del Cimone, sono arrivato prima. E tu voilà, eccola là. Spitz, Monte Spitz. Questo qui davanti è Tormeno. E poi là in fondo abbiamo l'ossario di Tornezza del Cimone. Questa qui è la strada. Adesso è molto più tranquilla, meno diciamo croccante, e io andrò giù per di là verso niente. Io adesso arriverò giù praticamente quel di Assiaro fra un bel po', poi vabbè proseguirò il giro perché non ho lì l'auto, però concluderò lì anche la tracciatura e adesso il video lo concluderò. Qui non farò altre riprese che tanto non ne vale la pena. Oppa! E niente, ci vediamo al prossimo video. Mettete like, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Komoot, Gravel e affini. Alla prossima ragazzi, ciao!